Inaugurata sabato pomeriggio la nuova struttura polivalente situata in via Vittorio Veneto. All'inaugurazione presenti le autorità locali della provincia e i rappresentanti delle associazioni. La struttura sostituisce il vecchio prefabbricato sede delle associazioni. Situato tra le due piazze principali di Torreglia, è come una carta d'identità e sarà la casa di giovani, anziani, famiglie e associazioni, afferma il sindaco Legnaro. Nella struttura sono presenti 5 sale dedicate ai principali colli del territorio, Rua, Rina, Solone, Lonzina e Pirio, e un auditorium intitolato all'ex preside della scuola media Facciolati Giuliana Fraccaro Prosdocimi. Ragazzi, perché circa un anno fa li ho presi un po' in giro, perché quando hanno cominciato a vedere delle gru qui e che si movimentava la terra, ho detto loro che stavamo costruendo un McDonald's, perché c'era questa richiesta. Vi assicuro che comunque anche attraverso questa sala vi potrete nutrire di qualcosa di diverso, ma sicuramente di edificante. Ecco, per cui grazie e sottolineo anche l'intervento di Elisa. È vero, abbiamo avuto delle notti insonni pensando a questa struttura, perché chi è cittadino di Torreglia sa benissimo che fino al scorso anno abbiamo vissuto in una situazione di bilancio un po' difficile, poi lo sottolineerà anche l'assessore al bilancio, ma dobbiamo dire a distanza di un anno che ce l'abbiamo fatta, per cui la determinazione e quelle notti insonne hanno prodotto questo risultato. Quindi questo veramente è da fare un plauso a tutti coloro che si sono assunti questa responsabilità anche finora. Bagno di folla per l'inaugurazione della struttura, segno dell'importanza dell'opera portata a termine anche grazie ad un contributo del Ministero dell'Istruzione. Sfishamber Channel News, Torreglia.